Quella che vedete è una tipica, antica, tradizionale, folcloristica piazza napoletana. Qualche basso, un caffè per accentrare la vita sociale di questa gente che ama, di questa gente che vive di fratellanza, di questa gente che vive in uno stato di beatitudine perfetta, con calma, serenità, affetto, pace. Non è Piedigrotta, casi spara sempre la mattina e la sera. O fare questo, e che ne? Casa mangia pane e pallottolo. Quasi spara per qualsiasi ragione. Se uno cammina storto, se uno cammina dritta, se uno passa con la macchina nata, se uno sta dritta, se uno rispetta la luce rossa qua, è condannato. La luce rossa qua è un consiglio, come ben sapete. Insomma, signori miei, a guerra, a caccia ufora. E questa è la piazza napoletana di oggi. Volete sapere gli elementi che la compongono? Ve lo spiego subito. Dunque, qui abbiamo Bebè o Cocò. Sì, Bebè o Cocò, il quale è il padrone di questo bar dove io lavoro. La moglie o Feccorn. E essa non può sfugare con la moglie. E sa piglia con me. Mi maltratta in continuazione, pacca, capo, ciapponi, chianetta. La paura mia è quando me ne è capato. E poi la moglie, donna Rosetta, alloggia onestamente in casa sua Don Michele, prepotente, sbirra e traditore. Ma tutti zitti, la paura. Chi abita qui? Qua ci sta una sigaraia. Una che là che vende sigarette piezza via, logicamente di contrabbando, la chiamano Luisella la principessa, una specie di Masaniello in gonnella, io femmina. Ah, l'unico posto dove finalmente c'è qualcosa di buono, di genuino, questa casa qui. A casa è Gennarino Buonocore di nome e di fatto, sempre pronto a difendere il debole, sempre pronto a rischiare la vita per il punto d'onore. E già, perché essa tiene una sora zatella e una mamma malata. Ma questa è la vita, i fatti, stateci a sentire, vi interesseranno. A chi sono io? L'uomo qualunque, chi che non conta proprio niente, la maggioranza silenziosa. Io sono colui il quale sta qui, pave solamente e schiaffa, ma come dice il proverbio e come ci insegna la storia, abbi paura del cane che non morde. Sono subito voi, il cameriere a vostra disposizione. Comandate, dite cosa volete, dite. Subito!
Dunque. La seduta è aperta. Dunque dicevo, siamo qui riuniti perché abbiamo fecondare le sigarette. E quando facciamo sti conti? Per voi tutto bene? Siete d'accordo? Oh, mica quello che fate voi, per me, tutto bene. Veramente io direi che... Sta zitto tu. Ma che la che dici, quando abbiamo fecondare le sigarette, e scemo in mezzo, che stanno a fare? Ma ci vogliamo pigliare sto caffè, sì o no? E pigliammici un caffè. Questo significa ragionare, Giusto. Comandi! Arrivano! Buongiorno, maresciallo. Buongiorno, Buongiorno, maresciallo. buongiorno. È assottato. Capito che stai passando molto. Prego, maresciallo, accomodate, vorrei pigliatevi qualcosa. No, grazie. Marescià, il mio bar senza complimenti è a vostra completa disposizione. Qualunque cosa. Un caffè, un succo di frutta, un succo di pombelme, un cornetto, un pochi curassò. Tutto anch'io curassonna se non ne fornisce. Abbiate pazienza, maresciallo. Ero pure vogliono bevuto cocò. Solo che tiene un solo difetto. Entra sempre fuori tempo. Un mano cantante stunato. Voglio grazie, fate come se avessi accettato. Facete bravo Vaglione, Siamo tra amici, non vi preoccupate, maresciallo. Sta dopo. Ci sono novità? Niente ancora. È che la mana non si vede ancora. Gli oggetti sono cresciuti e la mana no. Ecco volete fare, poche pazienza. Voi lo sapete, assate fa bene. Non vi preoccupate. Fatto vedere, mica. Senza... Addio, mica. State per voi. Arrivederci, Arrivederci. È una brava persona, maresciallo. Certo che se fosse visto, il cereale fosse vacante. Avessero a mettere i brand pure in di curvatura. Sta mazzacanno ucella, sta carogna. Già presi passa, stai no, andiamo. Ecco, servito, subito, io sto qua. Ecco, Carmelì. Sto caffè fa schifo. La fatta la moglie di quei, già! Uno è passeggio e uno è po' caffè. La moglie la vostra me l'ha dato tre, voglio pulire. State facendo tanta ammoina per una tazza di caffè, voglio vedere se apre. Ma insomma è mai possibile? Ci facete campare i palpiti in questo quartiere. Riesci a vierire, va a Vattene, va. Dateci un permesso, Andiamo, mamma, andiamo. Ma escono da voto. Fa presto. Sto Svegliati, il bambino. Sempre maltrattamento, sempre privazione. Scurnacchio. Siamo belli, Allora, andiamo insieme che l'opera è fornuta, Mamma fangori con sempre le sigarette. Quando volete. A proposito dei sigarette. Voglio, ma quando arrivano questi sigarette? Mori, non ti preoccupare. Io già vedo, la già gamba pure. La gente può fumare, che c'è da un gente? Giusto. Strepperai. A proposito, la già tutta su fattarino. Sì. L'altro giorno non è stato me, Pasquale Bocchevecchio, sapi? Che vedi? Io te nasco questo era così. Bravo. Se mi sta piacendo queste che sigarette. Beh, Cosa Dio fa? Beh. Immaginate me. Ricette che se mi era piato 4 e me ne voleva pagare 4. Come fa questa la stecca? Marioncello. Io non ci volete più, voglio. Ma no, ne può combinare. O pigliai, o girai, o caputare, smorzai come una cazzettina in da forma, buttai in cuore, si sfilò cazzo e cassetta. Cassetta.
Che la tassa che è sigaretta, che sei fumato. Con Marchese. E c'è sta figlio. Trema stecchi in tua canzone, bocche vecchie. Chissà Paolo fa festa a me. Is. Ma bocche vecchie, non sa chi son io. Non sape chi è. Sono Luisa e la principessa, non per dire, io son capposso. Sto in compiesa e business, perché pure io già campa. Giusto. Son che buona a 100 passo, tengo coro d'ananas, mondo muso, tengo spasso, tengo miacchi non ho buono. Non capisco. Ma si adora canuisse, ma lo fa un po' palles, io ne faccio con pedos e a mezza sputtizza, un parietto non mi fa massa, che tu vendi una sperressa, tocca per te essere abbonato, mamma. Come era per te? So capace fa sciarrussa, racchiutta sta capeccessa, in da pizzi come spazza, che se fa mi fa sta. Chi si parla solo sta. E che ci tiene, la Frizia mia, che ci tiene? E la principessa. E ne viene da fa. A capa. So capace fa sciarrussa, racchiutta sta capeccessa, mi sa pizzi come spazza, e mi se poi mi faccio sta. Sono Luisa e la principessa, mi se femmina so a posto, mi sa pizzi come spazza, mi se parla faccio sta, mi se parla faccio sta, scansa parliamo tacca, scansa parliamo tacca, se femmina parla Stiamo divertendo, stavo dicendo, Un puzzo con qualche riso una volta ogni tanto, no? Giusto. E vabbè, ce ne possiamo pure andare, Andiamo a fare ancora i conti. quando volete. Allora, quando facciamo scusa? E beh, ha da fare bebè che te ne ho libro e te ne ha penna in mano. Se aspettiamo a bere a istio libero, io quando ne facciamo male. Voglio, quando lo porto sto libro? Quando porto sto libro? Lo libero no perché, aiuta a mare non mi sa cicchione. Andiamo a fare punto. E vabbè, allora stasera facciamo i conti. Almeno mi raccomando, chi è dinte è dinte e chi è fuori è fuori. A te, andiamo a parte rinde, mettiamo i conti a posto. Giusto. Cammino. Chi è dinte e chi è fuori è fuori. Cammino. A stasera, strada per buona. A stasera. Vado a buona fredda. Vado. Va già a parlare. Mi dispiace. Adesso non posso. Ha già fatto una telefonata importante a un amico mio a Milano. E poi dopo venga a Dubuccia. Permettete? State d'accordo. Cercate non vi fa male per correre a domenica. C'è parlato bene me. Che da fa un attimo una telefonata in tuo bar, ma torno subito. E circa ci parla. Approfitta, frate che non ci sta. Vi recherà sto capo intero. Ma come ti è potuto capitano fatte chiste come? Succede a fine Romuno, mamma si ossava frate, ma sì, a fine Romuno succede. Ma tu non li hai guaiato, frate tu. Sono 2 mesi, sono 60 giorni che porto sta maschera. Ma come ti è potuto capitare che è come? C'è stava scritto, mamma. Ma dove stava scritto? In d'acqua cielo stava scritto. Stava scritto che angoppa a sta sporca terra tu aveva passato il tuo hai. Sì. No, Andiate a partire, dire ci parlo, mo c'è niente. Convincilo, se no fate passo nuovo. Hai capito? Non ti preoccupare. Oh, dove ero pizzi, che a 31 la voglia fare. Comunque scusami. Ma qua scusiate condanna. È un mese che non vi siete fatti più viva. Oh, non ho lo beh. E che sono sti parole?
Ma che non si invecchia noi. Ma mi rai pure voi. Insomma, che trasi. Ma rovo trasi. E si viene, frate, ma che lo dica, che tu come sia? Bella sta scena. E chi sa aspettare? È bella a sentire. Presentimento, ma la sorte. Ma quattro è morta, vega innanzi a me. Ma io non ci voglio credere, però. E dimmi, a Rosi è stata? Fuori per affari. Ma c'è stessa nata femmina. Ma che dici? Ma Caggiari, tu mi hai luata pace, tu mi hai perduta. Ma prima che vuoi fare? Dammi un mese. Un mese. E poi vengo i documenti. Tu giro su Dio. Che bello anno. E che aspettavo? Che nasce bambino. Ma tu ci pensi? Già sono 2 mesi. Si saputo venire l'assassino. Non ti preoccupare, perché tutto si aggiusterà. Erano gigli. Fratelli, bravo. E qua ero i figli. Che bella quadriglia che vanno a ballare. Forza, Michele, tu sulla puoi comandare. Mannaggia che la sera maledetta. Con mamma la tengo a panolietta. Ma con la te, l'amore non si maledice. Perché pure per chi sta morendo, non so più io. E curatemi lontano. Ti ricordi? Era una serena. All'angolo, a scendere la cantina. Tu mi aspettavi. E camminando, parlando, trasiste insieme a me. Parlando, camminando, trasette insieme a te. No, non l'ho appicciata la luce. Se non sta luna che fa luce a fuoco. Non la picciai. E poi? Se permettete, vorrei bere sto ride vino. Grazie. Ma vedete che lo ride vino non saggio. A diventare imbriaco. Eppure io, senza avere perché. E a luna che saliva, la luce che si calava. Ma che c'è sempre in quel luogo? Ma che c'è mettissero in quel luogo? Io mi ricordo e mi stordisco ancora. Ancora, ma con la te. E mo come tacci? Ma con la te. Come tacci ricchio? Sì, t'ammetta in che pugnalata che t'ha merito tu. Ma con la te. Come tacci ricchio? Come tacci? Ma con la te. Padrone, forse era meglio che non ci passava, ma che va tutta così, sai che trovo, Che passava, E in due, non lo ricordo. Mi già fare pizzica a Maria. No, non tengo proprio E gente. il gene da buffet mazzata, poi a pizzicare a 25 autate fino a 20. Ma quando manda Ehi, proprio bravo, tu. Chiaro? Ma pizzica a Maria, lo riesci punta a mangiare. Immagino un pizza. Capì, i pezzi sicuramente. Laggiù, posso sapere, laggiù. Ma che Maria Giorgio, quali comandi? Non c'è carta, dai. Subito. Pizzica a Maria, quando faccio a chi si soglia a fumare. Vabbè. Disgrazia. Ma che stai appiccicando? Che sei? Che stia senza lo sassette che non fa mo. Aissa, non mi ha saccato. Moraretto, fa finta come se non avresti in cosa in Ma intanto i paccheri che mi racchiano non ne sento. che ne so, paccherei un cornuto, che valore vanno tenere? Non tenere valore, ma tenere sapore. Così fa. Non lo vedo ne resistere Ma più. tu, sei un libricino. In due libricelle c'ha scritto tutti i maltrattamenti che mi ha fatto. Per mo stiamo a 750 pacchera, lui 180 capice e 300 chianetta. Ma io libri di lo tengo stimato, io mi segno tutte cose e un giorno ripagherò questi maltrattamenti, ma
con il 100% di interesse. Ma già fanno cuore Così tanto. tanto un buon guaglione non dormire. Solo- Ma d'altro sembra così da Sempre mi ha maltrattato, come se mi avesse messo in marchetta per l'assicurazione, che non disgraziato. Che avete detto? Come sei simpatico, Petrucci. Sono simpatici e belli gli occhi vostri, Anna Luisa. Ti sei imparato pure a dire poesia, mo. Modestamente io non faccio parte di questa ciurma di malviventi. Io sono un signore, io sono una persona che ha studiato, io sono un uomo dal cuore buono, nobile. Io ho avuto dei natali illustri, nobilissimi e perfetti da fare in vita principe a reale. Sono andato a livello, sono andato. Ma che volete fare? Ma sono capitato di a sta piazza a fare la secca paccara. Babbo, non ci pensai, Sì, su, che? Dimmi, Senti, Petrucci, dimmi. io ti già dice una cosa. Va bene, che cosa? Io ti già dice una cosa. E dimmi. Che tu Io? mi porta e non te la posso chiedere. Una cosa, un bello caffè con schizzo? No, No. Petrucci, Ti voglio. Due brioche. Oh, Un cannolato siciliano. Ma allora che volete? Allora mi sei, io tengo genio e mi sposò. Ah, che era un bello genio. E con chi? Con te. Con me. Ah, con me. Posso cielo che mi sposasse a Luisella la principessa, sai che bella cosa? Ma diventiamo marito e moglie. No. Legittima. Dormimmo da un Non ti ulietto. preoccupare. Tutta sta roba è tutta una Petrucci, mia. io ti amo, la lancia dell'amore mi ha colpita. Mamma, perché mi hai fatto così bello? E tu, Sì. se ti sposi con me, divento primo a provare. Non la cicciueva il Niente trattamento? più, io prima che ti guardo storta, la va a fare con me, ma metti sotto, io faccio nuovo. Benissimo! Allora ci sposammo e facemmo una carretta e figlia mascola. No, io voglio la fummanella. E allora facemmo così, a femminella a me, io mascolino a me, vabbè. bello chiattolino, Bello, paffuto con bello, manuvia, bello, a così bello. quando esci la domenica, tutti quanti fanno la. Tu mi capite bu? Sì, ho capito, ma quanta chiacchiere che facete, ho capito, state tranquillo. Poi, allora, Ho capito. Ma che già dice? non si passare qua, io sapevo che non avevo capito niente. Ho capito. La scena te l'hai fatta 300 volte, come mi fa? Stiamo a sentire, ma tu dico una volta e non tu dico c'è. Stiamo a sentire. Facendo i conti delle sigarette. Hai capito? Tu la coppa mano, semplice, naturale. Come se niente fosse. Sì. A volte vicino a Freddo dice, Freddo, quando è proviamo si confetta. Apre quando è proviamo si confetta. Ma quale Che opino? naturale, Freddo, quando è capito no? Apre quando è proviamo si confetta. Assolutamente, cameriere, lui sta dicendo un'altra cosa, sta dicendo che Alfredo si sposa. Sì. Ecco chi si sposa. Alfredo si sposa. Ecco chi si sposa. Voglio sapere a te, con chi si sposa. Con chi si sposa? Alfredo si sposa, con chi si sposa? Con sono da Maculatina. Hai capito? A così la sola. E hanno paccino Alfredo. I cartisti. Solo a mananza. La prima è fatta. I cartisti solo a mananza. Voce, sotto zitto. Signori, per favore, facciamo i conti, Io ho bisogno di tornare. Sì, aspetta. Serve il perché è già partito. Aspetta tu. Sei contento che non ti hai fatto succedere in questa casa mia? Ma che? Ma perché stanno a Luca? Se vuoi fa buono, te l'ha sentato me, è stato zitto. E perché? Zitto. Armonia le sa tutte cose. La pagliona, maculatina, ha confessato. Ha parlato? Sì. Beh, ehi che c'è? Non ho capito. Sì. Sta sì che sì. Te l'ha sentato me. Te l'ha sentato me, non ti preoccupare. Cameriera, non sta. Armonia sta lì, te l'ha sentato me. Te l'ha sentato tu a pensare.
Ho bevuto il caffè. Aspettate un po', non nasce. Ho bevuto. Ma dove sta? Ma l'hai già visto? Ma dove ti ho parlato? Lo faccio trovare. Quando? A che ora? Non essere impulsivo, Carmine. Sta calmo. Prima di tutto sei armato. Sono cose mie. Sono cose che riguardano a me. Sono cose pure mie. State accorti perché ha fede nostra tu. Senza mettere a camminare. Ma va. Vuoi che mi becchi io posso tu se non ti vuoi sporcare in mano? Pa! Buio. Non hai capito niente mai, voglio. Ti voglio bene. Lui sa la pistola mia. La gente sei armato. Voglio issa. Tu faccio trovare. Non ti preoccupare. Tu faccio trovare io. Quando? Niente dentro il bar. Conta 10 minuti. La roba esce. Lo trovo qua. Lo faccio trovare io. Parole io. Stasera con una ha già perso la libertà. Fammela trovare, Don Michele. Fammela trovare. Vieni. Aspetta. Non devo avere ancora. L'avete vista? Sta rindo qua. E facetelo tra a partendo. Non dammi. Forse stasera si ritira. E di mano, mamma? Di mano. Di mano, figlia mia bella. Posso meglio che l'albero rimane, non schiarasse mai. Non schiarasse mai. Non ti muovere. Vedi. Mamma, voi. Fatti in alto, voi. Non ti preoccupare. Buonasera. Carogna. Con Matteo. Parla. Non saccio niente, spiegati come sono tu ti fatta quest'ora. Parla. E allora, la già girerà così. Sono disarmato. E va. Va. Ti vanno in cellais. Va. Va. Facciamo là. Lo sapete? Il mio cognome fa il figlio. Carmine, che hai fatto, figlio mio? Niente, mamma. Niente. Pensa a essa. Pensa a essa. Sentite, bebè, parlate chiaro, almeno per una volta. È Piazza Vittoria, Oca. Ah, Mariscia, voi non avete capito proprio niente. Io. Dove? L'ha incontrata a Piazza Vittoria, Sì. ma da venire qua, Carmenieri. È chiaro? Deve venire qua. Sì. Avessimo a fare con macchellata volta che sono stato tutta annottate qua fuori. Mariscia, la siete indato me. Io sto fuori. Quando mi sentite dicere a me a un certo punto che finge di aprire la porta, questa mascatura non arapa, ci vuole la chiavatella nuova. Questo è il segnale che la vittima sta dentro. La parola d'ordine. La parola torbida. Sicuro. Sicuro, Mariscia, state tranquillo. Prego, accomodate. Prego. Bebe.
che sta fa stacca dentro tutta la nottata? Oh, maresciallo, state tranquilli, state in mano all'arte modestamente. E che le ha paura? Ya. Ya. In mano all'arte, maresciallo. E allora? O maresciallo sta lì. Non è Luca, che Luca fa? Stiamo Che? facendo tutto il quartiere. Ma quando mai ci qua? Non è Luca. Ma quando mai? Sì, maresciallo Sarin da Luca. Sarin. Ma che bene Carmaria. Hai capito? Ti faccio un segnale. Lo faccio da Sirin da Duis. Faccio un segnale a te. E tu faccio un maresciallo. Omeniente! Io guarda sta. Hai capito? O maresciallo o... Mettete qua voi. Mettete a scusare da secondo. O maresciallo piglia e o guarda sta. E sti calminiello non bene. Dacci via. Allora bene, sicuro. Bene. Proprio a voi mi cercate. Ma servono i soldi. E non ti preoccupare. Ma va che dura 7 e mi faccio. Voi sapete che è successo, non mi chiama prega i soldi, ma serve. Ma ci danno pressa. Non dubitare. Barina. Grazie. Barina tu te. Ci siamo. Bebe. Zallano tutto. È venuto. Armaniella è venuto. Poi segnalo maresciallo. Sto in dopo. Mo beghi. State tranquilli. E caggiarisce. Questa chiavatella non arapa. Mannaggia mascatura. Questa chiavatella non arapa. Ma non zitta. Bestia. La vittima è arrivata, sta dentro. C'è permesso? Maresciallo, Prato non ha fatto niente. È facile di mettere a giacca perlomeno, a sto figlio mio. Sta zitto! Andiamo. Maresciallo, penso che non è il caso, stiamo fra galantuomini. Lo so, è una formalità. È una formalità, già. Permettete che saluta Rosetta, maresciallo. A cosa è pressa? Rosè! Don Michele sta lì. All'uscita un momento, sì. Oh, Michele, ascende qua, non mi voglio. Avete visto? Non chiagliare, mamma. Non chiagliare. Rosè t'ha cercato soldi, chista. A me? No. Infame. Spia. Non chiagliare, mamma. Non chiagliare. La bocina, maresciallo. Omeniente! E allora? Ma Michele non può venire.
Te ne frega. Curra a casa e portami il capo tutta la frega. Ah, allora non mi sono spiegato. Tiene la febbre a 40, a 41, a 49. A te ne hanno nuoto. Ma come te ne sta febbre se ieri sera stai buona? Io ti dico, ma mi raccomando, non dice niente a nessuno che te l'ha gerittina. Parla. Chi le sa fatta fare una serenga va a frega. Aspettate che lei si aiuta. Poi so chiudo a chiamare. Che stia a ricetta. E che dita manna buona. E speriamo che le viene malegna una frega. Ma per sempre così mi leva torna. Sta così, che sta a ci era a mano all'avvocato. Perché l'avvocato fu merito. Ad avere medicina. Oh, ma tu sei proprio cretino, non capisci niente. E parla. Questo è un certificato di dichiarazione che condicendo causa il decesso, lui non può presenziare alla causa, non può fare la testimone, perché tiene la freva e i dolori. È chiaro? Ah sì? Allora mi fa una cosa e non mi combina guaio. Esce fuori al tribunale, piglia un tassi e curra a casa. E dillo che io sta carta sporca, non tengo che me ne fa. Pigliala e portami in coppa una barella, pure la Croce Rossa, pure morta, ma da arrivare qua immediatamente. Anzi, voglio dire una cosa, se lui non viene qua, chi l'ha fatto va a monte. E che fatto si tratta? E non fatto che non è un fatto tuo, è un fatto mio. Mo curra a casa, tira la rindolietta e portami da casa. Tu sei scemo. Ma come tira a Don Michele a indolito? Ma vedete. O tira a nome mia. Ah, nome tuo sì. Allora vado, lo prendo e torno. Va, fammi presto. Io vado. Ma il presidente chi è? Lei che ne sa? Se fosse per me mi mettessi io posterò presidente a giudicare. E si attocca a giudicasse pure a quella. Ma guaiate non finito. Non facciate così. È stato un momento di debolezza. Ma qua debolezza? I condotti che sono con mamma non la chiamo debolezza. Non la chiamo debolezza. Fermitelo, ma non c'è niente. Fermite. E non ci sto anch'io. Goppa al tribunale che la faccia tagliata con una sonda spina. Sfreggiata. Mentre segna che hai porto in faccia. Si chiama scuola. Ma siete là su tanto posto? Ma pure tu ci volevi, sì. Ma guardate. Addio. Come ti siete belle, mamma mia. E no, non è niente. Non è niente. Sento meglio. Mi sento meglio, mamma. Ma perché? Perché non veniate a casa? Io non voglio a casa. Sì. Io non voglio venire a Carmen niente. Io non c'è, mamma, hai ragione. Accompagnala a pigliare qualche cosa o No, grazie. Non voglio niente. Non volete niente veramente? Sì. Io non c'è a casa, belle no. E non nascimmo come dentano tribunale, no. Ma scimmo come si ascesse Marinda nella chiesa. Io non c'è. È stato voi, caro. Non vi preoccupate. Vi prego. Grazie. Vieni, belle. Non è che pena. Non vega mamma, ma dove sta? La sora mia sta buona, ma che fa? Scusate tante, è un attimo soltanto, ma vita perdonare. Ma raccomando a voi, amici del quartiere, sotto i femmine sole cercate l'aiutare. Pensate voi per spese, che non avvenesca libertà. Ma metto a faticare. Se da raccomando, è un attimo soltanto, la causa è giusta, causa sa da fare, ma una sentenza la giurate già, mi chiagno cuore perché le tue creature e figli che non l'ha.
E chiamma songa pronta, coraggio, caro mio, facimmo che sta croce l'udienza è pronta. Ecco volere Dio, si è giudice ma sanno giudicare, non m'hanno condannato. A chi l'ha fatto male, conta la palabra, e io non me ne pento, si può trovare. Si sono condannata e per l'onore a Cristo l'onore a me. Faccio la retta, a raccomando a te la sei, a raccomando. Frenare da una cancella e pensa a casa che sonna libertà non sa che i desideri una cella e che al posto suo io mi vorrei trovare. Poi sondinelle coppo muraiona sente sta voce come fa pietà. Sento che strazia rinda sta canzone, io sono che ma mi fa perdonare. E se non mi perdona, ma velena, poi me la faccio e senza ci pensare. Io pentimento che notte e giorno non mi fa campare, ma che sei, pure se mi pento, se chi mi accusa non mi fa guardare. Voi sentinelle coppo muraiona, sente sta voce come fa pietà. Sento che strazia rinda sta canzone, io sono che campo mi fa perdonare. E se non mi perdona ma velena, poi me la faccio e senza ci pensare. Servizio di lusso. Compreso la mancia. Marito non ci sta. Sta vieni di sciacquanettazzi. E quello è buono a fare. Miche? Io mi sono stancato. Di me naturalmente. Ma non ti preoccupare che fra non molto ci sarà la causa di Carmaniella. Ed io, il super testimone dell'accaduto, non mi farò venire la freva come l'altra volta. Andrò a dire la bugia, tutta la bugia, nient'altro che la bugia a favore di Carmaniella. E tu non ti sentirai più stanca di me. Ma tu non lo fai. La paranicia è anni che non mi guardi più un pazzo. Ma che t'ha già fatto? Mi senti spezzo il cuore mio per te. Ma tu sei pazzo. Ma che vuoi che mi non c'è non si vede tu? Se non ti assiete me ne vado a via. Ma giurami che stasera non mi chiudo la porta in faccia. Si bella e cara ma si dispettosa. Ma dimmi una cosa. Ma che t'ha fatto, Carmaniella? Se la vita mia non stessa in mano a te, ti dice a Carmaniella non lo pensa proprio.
Invece a te ti confesso. Ti voglio confessare perché ti voglio bene. Io l'odio a Carmaniello. L'odio perché essa ti va bene. L'odio perché essa è più giovane di me. L'odio perché ha cercato più una volta di mandarmi in galera. E mo sta in galera, che ha tu? Ma che vai trovare ciò essa? Perché se tu non avessi detto chi sai tu, che essa aveva acceso a freddo, nessuno l'avrebbe risaputo, nessuno. Però io mo ti voglio salvare. Perché tu facendo da testimone a favore suo, nessuno può pensare che tu sei una spia. No, tu non lo fai per questo, Rosetta. Non lo fai per questo. Lo fai perché vuoi bene a Carmaniello e a me non te ne importa proprio. Fai una cosa. Dimostrami come mi vuoi bene. Vieni da bar, vieni dall'oggetto, vieni da tutte cose e vieni a campare con me. Barcamici. Ci andiamo a campare sotto una tuciola, cagniamo destina, cagniamo fortuna. Non lo faccio. Non lo posso fare perché questa è una pazzia. Ah sì? E allora che la tu mi circa a me non lo posso fare perché è impossibile, è una pazzia. Carmaniello da pigliare 30 anni. E io te ne cacciare in casa mia. E io t'azzio. Mica mi fai ridere. Ride bene, chi ride ultimo. Michele, ma che non ci sentiamo buono. È una brutta stagione per me, brigadier. Brutta. Gesù, ma tu sei un uomo energico. Una volta. Ma ci sfastriati di combattere. E quello che è più peggio è che devo combattere quest'ultima battaglia per vincere la guerra. E non so come mi viene, brigadier. Le più belle battaglie sono quelle che non si combattono, Michele. Sì. E ricordati che chi vuol fuoco rinda casellata, o su sta a rete porta. Non state parlando come il brigadiere Esposito che io conosco. Ma che c'ha zecca, è solamente un modo di dire, che la legge è tutta un'altra cosa. Meno male, va. State buono, Michele. State per buono, brigadiere, pensate alla salute. Buongiorno. Voi. E che cos'è? Il più calunniato, il più bersagliato, il più schifato. Ma che ci fate male? Carmaniello, tuo fratello, mi accusa ingiustamente di aver fatto la spia. Rosetta mi dice di andare a dire il falso in tribunale ed io lo voglio fare. E che la maledetta freve che mi ha impedito di fare il mio dovere di uomo e di amico nei confronti di Carmaniello. Ma che volete? Niente, per morire di state buono. Ma vi dice qualche cosa? È una cosa che ti volevo dire da un po' di tempo, da quando si è saputo in giro la tua disgrazia. Stavo pensando che per te ci volesse un uomo maturo, un uomo di mondo capace di capire, che magari chiuderebbe pure un occhio vista la tua situazione e tu ne chiuderesti quell'altro, accettando di sposare un uomo non più giovane di età. Ma che state dicendo? È un consiglio da me. Così a Carmaniello ci facciamo pure una bella sorpresa. Sorprese che? Che dopo che gli ho fatto la testimonianza a suo favore, sa pure la bella notizia. Ah, ma bella notizia è che? Non hai capito ancora? Quello che tu ti sei capacitato a sposare quell'uomo maturo che ti può capire. Oh, Michele, Yeah. ma che ti fornute parlare da guaglione tra sita a pierinte, ma facerti conto. Non vi allumate, donna Rosè, non vi allumate. Stavo spiegando a Maculatina come era andata la causa. Lui ha fornuto parlare. Maculati, quando vuoi sapere notizie della causa, addimandala. Grazie. Datemi permesso, non Michele. Grazie. Oh, Michele, Che buono. andiamo a fare chi li conta. È facile, ma lo sti conta. È facile. Ma insomma ti ho detto non mi buttare, hai capito? Non mi buttare, ma io voglio camminare come mi pare a piace, come te lo devo dire. Ma non hai capito che ti ho sposato te quello comando io il quartiere? E mo sa che ti dico, pigli subito sti purpatello, famiglia miezza, affogata miezza con quella bella sarzonella che stai facendo. A Oliva e Ciapparino, femmina ora. Ma già consolato, io già parlato un momento con Pepe o Cocò. Petrucci, fatte i fatti tuoi, fammi campare, grazie a Dio.
che la moglie non scarsea, né tanto roce sale, e io so peggio adesso, sai. Va bene, calma. E che va a fornire, che i ciucci si appiccicano, e i barrili si scassano. Calma, non ti preoccupare, quella appena mi vedo fa la vermenare. Quella adesso ha capito chi sono io e si mette una paura ai pazzi, può venire? Poi ti do la dimostrazione. Cameriero! Vengo. Madonna! Hai visto che pusillare? Povero, mi esce qua fuori, si siamo. Oh, Petrucci, tu Che è? la stai in bacio al marito, mo sai? A lui ci vuole un eccero bene. Oh, Gesù, me l'hai scordato. Hai capito? Non sfottro marito a cocò. Sei scordato tutte le pacchere della radio quando facevo cameriere in barra qui? Ma insomma, voi vi rifiutate di servire la clientela. Lì la tazza di caffè va che trovare. Ah, va bene, ma tu vai trovando il caffè. E io vado a mamma, così mi scassate il corno tutto qua. Ma bella! Quello ha parlato di corna. Il corno in faccia la faccia mia. Vuoi vedere che ha saputo qualche cosa? Vuoi sapere che tu mi tradisci a me? Ma i tacci, Ma sei io mi ti metto sotto, ti faccio una manovra, io te la farò tutto. Ma no, come sei bello quando parla così. Omma positiva, omma bella mia. In da qua la pizza, non mi stia a nascosto. Omma cioccolato. Tiè. Bene. Te va caffè proprio come vuoi tu, amore mio. Ah, ma raccomando, prima... Bene. Oggi basta fare una preta quando vede che la moglie mi dice. Uè, Cammari, non me ne riesce che fuori. Vieni qua, non tremare, vieni qua. Non ti mettere a paura che per me non ti faccio niente, vieni qua. I dolci voluto sempre bene. Sempre bene, mi è voluto, Piezzi carogna che altro non sei. E questa è una cefeca. Ciafeca. Non ne ho caffè euro Brasile mia moglie. Ma va a te che a te lo Brasile ti fanno una monnezza. Oppure moglie tu non sape fare. Vieni, non manda a te. Vieni subito qua, mettiti sulla testa e non ti muovi. Attenti, non ti va paggi dentro, metti fuori. Allora andiamo a vedere. I tengo l'impretillo qua. Che ci stanno ma quando Maria l'ha messa, va pure lo spirito, la messa ci va per te. Quando faccio vedere la messa, un funerale ti faccio. Che dentro ci stanno scritti tutti i pacchi, i capi, e chianette e cornate camminate. Quindi adesso è giunto il momento del pagamento. Vediamo un po', dunque, stiamo a 600 pacche. 600, sì. 600? Facciamo a 1000 lire pacche. E come sono cari sti pacchi? Ah, poi sono buttonati, capite? Erano pacche pesanti, facciami come soffrivo quando tu mi dici 600 per 1000 sarebbero 600.000 lire. Maronna, 600.000 lire. Non è venuto ancora, non ti poverò. Poi abbiamo 273 camiciare di lina, 132 chianette e 14 capate. Volimmo fare un forfè, facciamo tutte cose 400.000 lire. 600 e 400 fanno 1.000.000. 1.000.000. Mi erano 1.000.000. 1.000.000. E non basta 1.000.000, ma mi devi fare una dichiarazione scritta dove dice io, Bebbeo Cocò, chiedo scusa a Don Petrucci di tutti i maltrattamenti che ho fatto e mi firmo e mi sottoscrivo il più grande cornuto d'Italia. La firma sta dichiarazione. Petrucci, la dichiarazione da firma, ma i soldi non l'hai. No, tu mi dai i soldi. I soldi non No, ti do. tu mi dai i soldi, a me Maronna Mazzino! Maronna Mazzino! No! No, la dichiarazione era in arma, no, era in arma, non te lo... No, tu mi dai in arma. No, faccio prendere. Che è? Oh, figlio vostro. Figlio. Oh, figlio mio. Mamma. Sei scappato Luca. Fui tenna, Carmenia, fui tenna. Tu. Spiglia. Guardami pure, guarda, ma non ti meraviglia. Invece sta in tu carcere stasera stonga qua. E chiama bella abbracciami, ma tu capi così.
dimmi che cosa parla, tu resta così, ma la mi hai vista ammaratata sotto all'occhio, mamma mia, mi mandata a carcerare e mi lascio da libertà. La memoria ci torna come fosse su asciuti permessa per salutare. Che ti portavi a dicere che l'aveva uccisi quando m'acci Sant'Angelo senza farla morire. C'è la legge indispettabile quando s'attava là, l'onore che è legittimo ci può condannare. Ma la mi hai vista ammanettata sotto all'occhio, mamma mia, mi mandate a carcerare e mi sto da libertà. La memoria ci torna come fosse su asciuti per me. Vada salvo! Alla fine che fanno l'uomo in merda. Si ha legge giusto con me, legittima difesa, mamma. Cos'è? Amma un bello caffè di Sanità.